Piazza San Giovanni a Roma. È il 20 marzo. Manca una settimana alla tornata elettorale che coinvolge 13 regioni. Berlusconi festeggia la vittoria dell'amore con il giuramento solenne dei suoi uomini scelti. Presidente Silvio Berlusconi! Pochi minuti prima aveva passato in rassegna il suo esercito di candidati, presentandoli uno a uno. Per la Lombardia chi ci sarà? Scusate, devo leggere. Un certo Roberto, lo conoscete? Roberto Formigoni! Roberto ha l'esperienza di 3 legislature, ha saputo costruire una Lombardia modello. Vincerà alla grande, con una grandissima maggioranza, e tra le sue qualità e i suoi meriti c'è anche quello di aver realizzato in Lombardia un sistema sanitario che è considerato il migliore d'Europa. E non a caso da lui e negli ospedali del Veneto fuggono dalle regioni rosse, vengono a curarsi da noi migliaia e migliaia di cittadini. Grande Silvio! Buonasera. Il modello sanitario di Roberto Formigoni è quello che da 13 anni mette sullo stesso piano pubblico e privato. Entrambi attingono alle risorse e tu, cittadino, decidi se farti curare in un ospedale pubblico o in una struttura accreditata. Si sono accorciate le code e questo è un bene. Poi, siccome noi siamo un programma di critica, guardiamo l'altra faccia della medaglia. Il bilancio della Regione Lombardia è di 21 miliardi di euro, 17 vanno in spesa sanitaria, con 2 milioni e 400 mila ricoveri ospedalieri ogni anno, 160 milioni di visite ambulatoriali. In questi numeri giganteschi chi si è indebolito è il pubblico, che ha perso 3.000 posti letto traslocati nel privato. Il miglior modello sanitario d'Europa secondo il Premier, forse un po' drogato, visto che in Lombardia ci sono più cardiochirurgie che in tutta la Francia. Un modello, sempre secondo il Premier, da esportare, che andrebbe esportato nelle altre regioni del paese. Ma come fai se la tua forza sta anche nel numero di pazienti che vengono a farsi curare, soprattutto dalle regioni del sud? Cioè se il tuo sistema si regge molto sull'inefficienza e sulle difficoltà degli altri. Gli ultimi 2 assessori alla sanità sono dello stesso partito, la Lega. Per quello in carica il modello è perfetto, per quell'altro che se n'è dovuto andare si riempie il portafogli dei privati senza fare in senso più generale l'interesse dei cittadini. Alberto Nerazzini. Il timoniere della sanità di Formigoni, da 3 anni, è Luciano Bresciani. È un cardiochirurgo che 30 anni fa lavorava in Sudafrica al fianco del celebre Chris Barnard, autore del primo trapianto di cuore della storia. Da quando è rientrato in Italia, fa politica con la Lega e fa il medico di boss. È appena stato trombato alle elezioni, ma il posto di assessore è stato riconfermato. A noi piace essere protagonisti, no? Abbiamo anche un vantaggio che è importante. Noi siamo a parità di bilancio da 7 anni, stiamo entrando nell'8º. Il nostro sistema è un sistema di eccellenze, dove ci sono eccellenze. Devo dirle che però nella mia veste di amministratore, abituato a battere tutti i giorni i suoi raggiungimenti, perché il chirurgo è fatto così, è educato a questo, cerchi tutti i giorni di superare quel livello perché al cittadino dai di più. E quindi la mia funzione non è cambiata, è la stessa funzione che avevo sul tavolo operatorio, lavori per il tuo paziente, no? E qui lavori per tanti pazienti. Bresciani è stato chiamato 3 anni fa a sostituire un suo compagno di partito, l'ex capogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Cè, che qualche mese fa ha deciso di tornare a fare il medico. Mi dimisi dopo aver tentato di cambiare il sistema lombardo, che era assolutamente troppo sbilanciato a favore della sanità privata, ma che era anche troppo lottizzato dai partiti, perché il sistema tutto sommato non crolla, perché oltre che la spesa pubblica consistente c'è una spesa privata enorme,
per cui le carenze del sistema e anche l'arricchimento dei privati utilizza anche le risorse private. Questo per completezza. Ci sono 5-6, adesso esattamente non si sa, però 5-6 miliardi di denaro cash o attraverso le assicurazioni che viene usato per aggirare le code per le visite mediche, perché la Lombardia è ricca fondamentalmente, capito? Certo. Il sistema si tiene anche per questo. Lei ha detto delle cose molto chiare su questa parità pubblico-privato. Ma la parità non esiste, è scontato, il pubblico si prende tutta la parte difficile da gestire. Il privato spesso, o quasi sempre, va invece a lavorare in quei settori dove ci sono i DRG più remunerativi. E tutto questo avviene senza che ci sia una programmazione adeguata dell'offerta di servizi e prestazioni da parte della Regione che sia strettamente correlata rispetto ai bisogni reali dei cittadini. Chi ha preso il suo posto, invece, difende un sistema sanitario che, mettendo in competizione il pubblico con il privato, crea un sistema complessivo di eccellenza. Nel privato abbiamo una grande espressione di efficienza. Io ti dico, pubblico, impara dal privato a andare sull'efficienza e dico al privato, impara dal pubblico ad avere il massimo della appropriatezza. Secondo lei, che è stato anche un parlamentare nazionale, ma l'idea che questo governo ha della sanità è questa qui che voi avete in Lombardia da diversi anni ormai? Sicuramente. Secondo me la loro impostazione, mancando appunto di criteri di riferimento che sono quelli di una programmazione adeguata, di un controllo adeguato, pende nettamente, anzi è sbilanciato completamente sulla parte, diciamo, di interesse privato nella sanità. Questo è il San Giuseppe, pieno centro di Milano. La proprietà è del Vaticano, ma è inserito a pieno titolo nel sistema sanitario nazionale. Negli ultimi 3 anni si sono avvicendati nella gestione ben 4 diversi gruppi della sanità. L'ultimo arrivato è Multimedica, di proprietà di Daniele Schwarz, big della sanità privata lombarda, in passato anche condannato per truffa alla regione. È il 25 marzo. Il sindaco è qui perché oggi è una giornata di festa al San Giuseppe. Daniele Schwarz presenta il piano di rilancio di un ospedale che ha i conti in rosso. Parla di progetti e di rivoluzioni tecnologiche, ma soprattutto vuole aprire l'ospedale ai liberi professionisti. Pensiamo inoltre che sia importante operare come un ospedale aperto, in grado di accogliere anche i medici esterni alla nostra struttura, come i ginecologi liberi professionisti. Qualche giorno prima, al San Giuseppe, in un'aula al primo piano, i dipendenti dell'ospedale si erano chiusi in assemblea. Stavano preparando il secondo sciopero nella storia di questo ospedale. Noi abbiamo usato il termine una volta in assemblea di derattizzare il San Giuseppe, ovvero sia tutti quelli che sono a contratto pubblico, tra virgolette, nel senso che il nostro contratto è equivalente a quello del pubblico. Tutti quelli che sono assunti con concorso devono andarsene, devono essere sostituiti da medici liberi professionisti, quindi che hanno o interesse loro a lavorare o che comunque sono nelle mani dell'amministrazione e devono fare quello che gli viene detto. È chiaro che il libero professionista è legato alla struttura per un cappello, dopodiché la gestione, la dirigenza, l'amministrazione può in qualunque momento, e senza neanche spiegarglielo, digli: guardi, grazie, non ci serve più la sua collaborazione, arrivederci e grazie. Assumiamo il giovane libero professionista, lo schiavizziamo, gli diamo 4 soldi a contratto libero professionale e magari una percentuale sui DRG in maniera tale che mi ricovera solo chi serve a me. Questa è la traduzione del proclama di Multimedica. Per Schwarz, se l'ospedale ha i bilanci in rosso, la colpa è quasi tutta del personale, soprattutto dei medici. Dei 121 assunti ne vuole buttare fuori 51, perché sono vecchi e incompetenti. Eppure questo è un ospedale inserito nel sistema sanitario nazionale. A me sembra che i rapporti col personale medico adesso siano sicuramente molto buoni. Nessun problema, dice Schwarz, che nel frattempo ha fatto un passo indietro, bloccando la procedura di mobilità. Quei medici vecchi e incompetenti oggi non sono più da rottamare?
Questo è un equivoco che è venuto fuori, non so bene perché, ma questa affermazione non è mai stata fatta. A dire il vero l'ha scritta. Nel documento inviato alla direzione provinciale del lavoro si legge che i 51 medici devono andare in mobilità per scarsa competenza e anzianità. Però posso far presente che, come dire, il nostro esempio è stato seguito subito da altri. Già una ventina di colleghi hanno chiesto e ottenuto trasferimento in altre strutture e di qui a giugno probabilmente ce ne saranno altri